Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva, ben risentita. Allora ti chiedo subito se mi sentite bene, se vedete la condivisione dei giornali dello schermo. Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, grazie Sveva. Ovviamente buongiorno a voi, buongiorno a tutta l'Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora dicevamo che con questo 2025 che si avvia a conclusione vorremmo anche essere liberi dalle guerre, soprattutto da quella in Ucraina, lo abbiamo auspicato più volte, visto che è una guerra proprio alle porte di casa, alle porte dell'Europa, e l'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, l'inviato Kirill Dmitriev, ha dichiarato proprio ieri alla CNN che Mosca, Washington e Kiev sono ragionevolmente vicine proprio a raggiungere una soluzione diplomatica per finalmente porre la parola fine a questa guerra, ma ha anche accusato la Gran Bretagna e altri paesi dell'Unione Europea di aver però esercitato pressione su Kiev perché bloccasse questi colloqui di pace. Ma durante la rassegna stampa di oggi ci concentreremo di nuovo anche su temi come quelli dei giovani, dei territori. Vi faremo infatti sentire l'intervista che abbiamo registrato ad Andrea Bettega, ricordate, coordinatore della Lega Giovani di Lecco, già nostro ospite, e con lui abbiamo commentato la vile aggressione che aveva subito il deputato leghista Eugenio Zoffili, vi ricorderete la scorsa settimana, aggressione accaduta a Colico, nell'Alto Lario, stava ripulendo con dei volontari boschi della droga quando degli spacciatori hanno iniziato a lanciare dei grossi sassi contro di lui e contro questi volontari. Ma poi con Andrea Bettega ci siamo soffermati anche sugli interventi che ha tenuto il sottosegretario agli interni Nicola Molteni durante questo incontro pubblico che si è tenuto lunedì scorso al monastero dell'Avello di Calolzio Corte, incontro pubblico denominato Obiettivo Sicurezza. E poi al termine della rassegna stampa ci collegheremo sempre con il nostrissimo Matteo Desio, come sapete il conduttore per il lunedì mattina del programma Te la ridò io dell'America, e quindi anticipazioni, spoiler sulla sua puntata, ma non solo, ovviamente poi commenteremo anche questo annuncio di Trump, no? Che ha dichiarato attaccheremo in Venezuela, un attacco diretto contro i narcos, questi cartelli della droga, per questa guerra, diciamo, senza se e senza ma contro appunto lo spaccio della droga, questa guerra che è stata dichiarata dall'amministrazione Trump, ma parleremo per esempio anche del negoziato commerciale con il Canada che si potrebbe bloccare proprio per questo spot che è stato diffuso in Canada, uno spot contro i dazi degli Stati Uniti, uno spot in cui compare il presidente Ronald Reagan. Se vi ricordate ne avevamo parlato di quel discorso celebre in cui Reagan spiegava, ma guardate che poi i dazi possono aumentare, far aumentare i prezzi, tenerli artificialmente alti e quindi scatenare inflazione. Ma non è quello che sta accadendo però negli Stati Uniti, di questo si occupa anche il nostro direttore Giovanni Sallusti per oggi sulla prima pagina di Libero, vedete qui è inquadrata, e infatti poi andremo a leggere questo articolo, a commentarlo, vedete previsioni sbagliate, no, con i dazi l'inflazione degli Stati Uniti non è salita. Io vi ricordo sempre che le vostre opinioni sono essenziali per noi, quindi apriamo il consueto filo diretto con voi, intervenite, ovviamente potete chiamare sempre allo 0292947222, 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio, della Lega, potete mandare appunto i vostri messaggi anche al numero WhatsApp della radio come sempre, quindi 340 6709 659. Vi ricordo anche le nostre coordinate per non sbagliarci, quindi canale digitale della Radio DAB, dicevamo pagine Facebook di Radio Libertà, Lega Salvini Premier, dal nostro nuovo sito internet sempre, quindi www.radiolibertà.net, che è appunto un giornale online sempre aggiornato. Seguiteci anche dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi iOS e Android, naturalmente dal canale YouTube. E vi rinnovo sempre il consueto invito, perché se siete veramente stanchi di questo
sistema mediatico in cui spadroneggia il politicamente corretto, quindi abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, ricordiamo, basta veramente pochissimo per sostenere una radio che è un unicum in questo panorama, quindi andate sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora vi dicevamo, prima pagina di Libero di oggi, su Stampa il regime, vedete qui nella foto centrale Ranucci, perché alla fine ha deciso di scendere in campo, no? Avevamo manifestato vicinanza, solidarietà a lui dopo questo barbaro attentato, questa esplosione, no? Che era avvenuta nella sua auto, però adesso ha deciso di compiere questa scelta politica di fatto, perché sarà la star del corteo CGIL mentre il garante lo attacca. E qui bisogna anche però prendere nota del fatto che però Ranucci sta attaccando strumentalmente il garante della privacy, che però aveva insomma rilevato giustamente con delle osservazioni delle violazioni comunque avvenute nel suo programma. Vedete, il garante che lo attacca, qui se ne occupa Fausto Carioti di questa vicenda, scende dal palco Francesca Albanese, conseguenza della tregua a Gaza imposta da Donald Trump, sì, perché Francesca Albanese era stata l'eroina acclamata da questa sinistra pro-Pal, e però l'avevamo detto, no, stanno quasi perdendo lavoro dopo la pace, la tregua che è stata fatta raggiungere da Trump, ma adesso sale appunto Sigfrido Ranucci, acclamato come nuovo eroe, che ha buone probabilità di restarci a lungo. La sinistra italiana non riesce a stare senza santi patroni. Vi ci porto un attimo qui a pagina 4 e poi insomma ricorderemo anche di tutti gli attacchi alla libertà dei giornalisti che magari sono in un'altra area, ecco, in un'area se vogliamo di centrodestra, e che però magari non avevano ricevuto tutta questa solidarietà. Se vi ricordate, se ne è occupato anche ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti, infatti probabilmente molti di voi l'hanno letto, l'hanno sentito, ma giova a tornarci. Ecco, io ve lo riapro da qui, vedete, no? Qui siamo 24 ottobre 2025, ieri libertà di stampa a sinistra, Ranucci sì, gli altri. Potete leggerlo, gli altri, come direbbe Cetto, la qualunque, interpretato da Albanese, gli altri una beata minchia, e scusate la volgarità. Ma infatti, ecco, ve lo riprendo, no, questo passaggio, tutti gli episodi in cui giornalisti, diciamo, di altri orientamenti, di altre posizioni sono stati attaccati, hanno subito il bavaglio, però mi sembra che tutta questa solidarietà non l'abbiano ricevuta. Per esempio, ricordava ieri, no, il nostro direttore, un episodio riguarda Alessandro Sallusti, quell'episodio veramente scandaloso, vi ricordate? Venne arrestato dai carabinieri mentre teneva la riunione di redazione del giornale per aver pubblicato un articolo scritto da altri, una cosa che ci si aspetta in Russia, in Iran, in Cina, ma di certo non in Italia. In quel momento c'era un governo dei buoni e fu il primo caso dopo Giovanni Guareschi. Noi ricordiamo che alcuna anima bella abbia proferito una parola, no, di vicinanza, di solidarietà. Altro esempio, qualche tempo fa l'attuale direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, è stato impedito di parlare all'Università La Sapienza di Roma in quanto fascista. Assurdità. Infatti qui spiegava, no, il nostro direttore, a parte che dare del fascista a Daniele Capezzone, un intellettuale che viene dal partito radicale, fa riderissimo con il superlativo, no? La verità è che è stato invece imbavagliato in una università italiana perché proprio presenta una visione disallineata con il pensiero unico, e anche in questo caso lor signori tutti zitti, nessuno che appunto spese una parola di vicinanza o comunque di condanna, no, di questo imbavagliamento del pensiero, di un altro pensiero. Altro episodio, Tommaso Cerno, direttore del Tempo, recentemente è stato censurato un evento di Bruxelles dove era previsto che sarebbe intervenuto. Era stato invitato proprio lo stesso Ranucci, che ha regolarmente parlato. Cerno, che avrebbe potuto dire cose sgradite, invece no. Ed è accaduto in Europa, il continente per eccellenza della libertà di parola. Altro caso, quando sia i medesimi giornalisti sia l'editore Angelucci hanno ricevuto lettere con minacce di morte dai collettivi anarchici, nessun'anima bella ha proferito una sillaba sulla libertà di stampa a rischio in Italia. Quindi, come al solito, dobbiamo registrare questi due pesi e due misure.
ottobre. Io vi riapro, allora vedete qui Ranucci che scende in campo, siamo a pagina 4 di Libero di oggi, sarà la star al corteo CGIL, oggi la manifestazione a Roma, il sindacato che protesta contro la manovra, il conduttore che risponde all'appello e si collega con la piazza, e lunedì parlerà di genocidio assieme a Conte. Qui virgolettati, e quindi estansione per il garante della privacy. Le dichiarazioni di Ranucci però di Ranucci sono infondate e di una gravità senza precedenti. Appello CGIL, corteo a Roma, scendiamo in piazza per chiedere che venga cambiata questa manovra subito, no? Immediatamente. Adesso trovato il nuovo capo di accusa contro questo governo, Enrico Costa, deputato di Forza Italia, due componenti del collegio, tra cui il presidente, furono scelti da PD e Movimento 5 Stelle. Questo per ricordarci, insomma, da chi proviene questa serie di osservazioni nei confronti di Ranucci. Sono attesi Elish Line, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli con rispettive corti di parlamentari, corti, non cortigiane, attenzione. Intorno a loro le sigle pacifisti e ambientaliste, tra cui ARCI e Greenpeace, AMPI, per ribadire la natura antifascista della Repubblica, collettivi filo-palestinesi, il Global Movement to Gaza e altri della flottiglia. Protesteranno anche contro le opere pubbliche che creano lavoro. La Confederazione Rossa contesta il progetto faraonico del ponte sullo stretto e chiede di investire sulla mobilità sostenibile. Ecco, come al solito, no? Contro il ponte sullo stretto, questo grande progetto che oltretutto vede già un esordio significativo, di rilievo, perché stanno già partendo tutte le assunzioni, no? Proprio per i primi lavori. Oggi se ne occupano varie testate, no? Di questo fatto. Dopo ovviamente andiamo a recuperare, a vedere tutti gli altri articoli, ma io intanto con voi volevo appunto chiudere questa parte, ad esempio a proposito proprio delle assunzioni per il ponte sullo stretto, magari ecco, facciamo già una piccola digressione, così passiamo anche già ad un altro giornale, il giornale esattamente, perché vedo sono già le 8:21 e allora iniziamo, anzi o meglio continuiamo a correre. Giornale di oggi, prima pagina, innanzitutto vedete anche qui su Ranucci con Landini, la nuova strana coppia, questo a pagina 4, ma vi segnalo, e poi ovviamente ci torniamo, l'editoriale proprio di Marina Berlusconi oggi, in prima pagina del giornale, giustizia, la luna nera che urge illuminare, questo dopo la sentenza che ha sbugiardato decenni di menzogne secondo cui Silvio Berlusconi, suo padre, avrebbe intrattenuto rapporti con Cosa Nostra, sarebbe stato colluso. Queste altre vergogne, questi altri scandali italiani. E scrive Marina Berlusconi: caro direttore, come si può litigare su una sentenza della Cassazione, della Suprema Corte? In questi giorni la Cassazione ha respinto definitivamente le tesi della Procura Generale di Palermo che continuava ad attribuire una presunta pericolosità mafiosa a Marcello Dell'Utri. Le conseguenze sono di enorme rilevanza perché certificano che non ci sono stati mai riciclaggi di Cosa Nostra nella Fininvest né accordi con Forza Italia. La sentenza è quindi un cruciale passo avanti anche sul cammino della verità per mio padre. E qui la precisazione, no? Iniziamo a mettere un po' i puntini su lei. Infatti prosegue Marina Berlusconi. Eppure sui quotidiani la decisione della Cassazione si è trasformata in tutt'altro, cioè in un nuovo scontro innescato da chi l'ha ingiustamente sminuita, perché ovviamente poi è stata sì ridimensionata la portata di quanto insomma comunque sentenziato, stabilito appunto dalla Corte di Cassazione, ed è stata sminuita con argomentazioni pretestuose e ipocrite. A quanti oggi ridimensionano il valore di questa sentenza, gli stessi che da una vita gridano che le sentenze vanno rispettate sempre, mi verrebbe da dire sì, sempre che piacciono loro, esatto, sempre che facciano comodo a loro. E qui la conclusione di Marina Berlusconi, poi recuperatelo l'editoriale, tanto comunque lo potete vedere, no? Anche da giornalone, e aprirlo da lì, appunto in prima pagina, qui ve lo faccio vedere un secondo, eccolo qua, vedete sono già disponibili quelli di oggi, ma rimaniamo appunto sulla conclusione dell'editoriale di Marina Berlusconi che precisa: davanti alle tante discussioni sterili su presunte e assurde emergenze democratiche, mi permetto di affermare che la nostra grande e vera emergenza è da tempo e resta ancora oggi la giustizia. Purtroppo, e lo dico da figlia, nemmeno la migliore delle riforme
servirà più a restituire a mio padre 30 anni di vita che sono stati avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse, ma sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia che sia veramente giusta. E questo l'auspicio di Marina Berlusconi, l'auspicio anche nostro, alla luce poi sempre vediamo della cronaca giudiziaria recente, sempre dei tanti scandali, perché anche oggi poi in rassegna stampa vedremo tutte le novità, le evoluzioni per il caso Garlasco, e ci siamo già chiesti ma com'è possibile allora questa giustizia che ha tenuto evidentemente in carcere per far espiare la pena ad uno che probabilmente potrebbe essere innocente, ed è una giustizia che invece ha tenuto libero, ha lasciato libero chi era il vero criminale, chi aveva ucciso, no, Piera Poggi. Cioè rendiamoci conto di questi scandali, o ancora quello che sta venendo fuori per esempio sul caso di Piersanti Mattarella, con una riscrittura probabilmente di tutto quello che è successo ed era stato già, no, messo a sentenza, perché vedete anche qui dalla prima pagina, no, del giornale di oggi, il fratello del presidente ucciso dalla mafia, delitto Mattarella, svolta dopo 45 anni, arrestato l'ex prefetto di Palermo, le bugie sul guanto del killer. Si riapre il caso dell'omicidio di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, ancora rimasto senza colpevoli. A 45 anni di distanza, Filippo Piritorre, all'epoca giovane funzionario della squadra mobile di Palermo, è da ieri ai domiciliari per depistaggio. Pensate un po', dopo 45 anni. Allora ci chiediamo, ma insomma, è veramente giusta questa giustizia in Italia? E questo appunto segue qui a pagina 2 e 3. E ovviamente ci torniamo perché poi tutto questo serve anche per riflettere un po' su come sono state condotte le indagini, per esempio dal magistrato Piero Grasso, che si trovava questo guanto del killer e che cosa ne ha fatto, insomma, perché poi ci si chiede anche, ma tanti di questi PM magari hanno seguito dei filoni abbastanza politicizzati nelle loro inchieste e poi questi filoni non sono approdati ad alcunché nella ricostruzione vera, poi nella ricostruzione esatta della verità storica e della verità giudiziaria. E infatti poi vabbè, lo stesso ex PM Grasso è intervenuto affermando troppi depistaggi e si fece di tutto per fermarci, la verità fa ancora paura, e si è riaperta, no, anche la pista nera con Fioravanti. Ma questo tutto un altro focus, tutto un altro argomento. Io volevo portarvi invece proprio sul tema del ponte sullo stretto. Vedete il piano di WeBuild, ponte, si parte con 7.000 nuove assunzioni. Sofia Fraschini che scrive a proposito di queste nuove assunzioni. Andiamo a pagina 10 allora del giornale di oggi, ecco, ve lo apro da qui. Vedete il ponte che porta il lavoro fino a 7.000 assunzioni. Ecco, qui ve lo zoom, il cantiere che avvia le selezioni per individuare migliaia di posizioni dagli ispettori ai responsabili finanza, quindi dall'assistente di cantiere al planner, dal responsabile finanza e assicurazioni all'ispettore per il controllo dell'ambiente. Il cantiere più atteso d'Italia, quello del ponte sullo stretto, ha avviato le selezioni per nuove assunzioni legate alla realizzazione a 360 gradi dell'opera. Al momento si tratta di figure tecniche, mentre le candidature per la manovolanza sono ancora in una fase più preliminare, quindi operai, carpentieri e figure dello staff possono presentare i propri curricula, ma i tempi saranno più lunghi. Con il lavoro a pieno regime sono previsti, pensate, circa 4.300 addetti medi l'anno, con un picco di 7.000 dipendenti nelle fasi più intense. In generale, le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink, il consorzio incaricato, potranno essere consultate sul sito del gruppo guidato da Pietro Salini, che in attesa della decisione finale della Corte dei Conti, la decisione finale quindi che riguarderà la realizzazione dell'opera, ha accelerato sul fronte delle risorse umane. E poi vi leggo quindi la conclusione di quest'articolo. Lanciato nel 2023, il programma, che ad oggi ha formato circa 1.700 persone tra operai e impiegati, ha l'obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio, rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare. Offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri. Nel Sud Italia, WeBuild, in collaborazione con le scuole, in
collaborazione con le scuole edili, ha infatti costruito una rete capillare di centri formativi per preparare le nuove generazioni alle sfide delle grandi infrastrutture, dalle scuole di cantiere in Calabria per la formazione specializzata di operai e staff, al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino, provincia di Foggia, in Puglia. In Sicilia il centro di addestramento avanzato di Belpasso, in provincia di Catania, è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato. L'avvio delle selezioni è un risultato concreto legato allo stato di avanzamento dell'opera, ha detto Salini, spiegando che l'obiettivo è massimizzare le ricadute occupazionali proprio per le regioni Calabria e Sicilia. E allora vedo che sono già le 8:29, io prima della pausa, qui volevo intanto farvi vedere a pagina 11, ce ne eravamo già occupati nella scorsa rassegna stampa, perché comunque prima che venissero collocati questi BTP avevamo spiegato come sono costruiti, il rendimento che generano, ma già subito le prime buonissime notizie, perché vedete il BTP valore che segna il tutto esaurito. Qui nella foto Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia e delle finanze, il super ministro dell'economia e delle finanze che tutto il mondo ci invidia, sapete quanto è stato apprezzato, sapete poi il riconoscimento che ha ottenuto l'Italia proprio con un ranking che è estremamente migliorato, rigore e crescita, appunto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Allora forte la partecipazione dei piccoli investitori per questi BTP valore, ma sale anche il valore medio degli ordini, quindi convincono sia il rendimento che il beneficio sull'ISEE. E allora, quindi tutto esaurito, raccolti oltre 16,5 miliardi fazzolari dalle famiglie, un segno di fiducia nello Stato. 8:30, allora Sveva, se sei d'accordo, noi a questo punto ci concediamo una piccola pausa, ma torniamo con voi tra pochissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea. Grazie Sveva. E allora noi stavamo leggendo appunto qui dall'interno del giornale per il BTP valore che si chiama pagina 11 e quindi vedete alla fine veramente un grande risultato questo che sta raccogliendo il Ministero del Tesoro. La generosità in termini di rendimenti di questo BTP valore ha tirato ordini anche di entità sostanziose che hanno portato a un innalzamento del ticket medio a 32.687 euro, registrati anche singoli ordini, pensate, prossimi ai 17 milioni. La richiesta con qualche taglio più elevato della media è in parte dovuta alla rottura della soglia psicologica del 3% sul mercato secondario del BTP ordinario di pari durata, una rottura avvenuta proprio in questi giorni di collocamento del BTP valore, rimarca appunto Gianni Piazzoli, Chief Investment Officer di Vontobel Wealth Management SIM. E a ciò si aggiungono anche le considerazioni più positive emerse nelle ultime settimane sulla qualità del debito governativo italiano da parte delle agenzie di rating, come dicevamo, che si riflettono anche i livelli del differenziale BTP Bund e Bund tedeschi ai minimi, pensate ai minimi degli ultimi 15 anni. Questo dopo tutta la stagione di irrisione, di derisione dell'Italia e quella crisi dello spread che poi ci eravamo detti forse era stata anche molto molto cavalcata e forse anche molto pilotata per far cadere il governo Berlusconi, farlo defenestrare e farlo sostituire poi dal governo tecnico di Monti. E allora io invece con voi ritorno però sulla prima pagina di Libero. Abbiamo fatto questa divagazione, ma perché? Perché vi stavo ovviamente parlando del ponte sullo stretto, di queste nuove assunzioni, ma avevamo già anticipato l'articolo del nostro direttore in cui vedete con i dazi l'inflazione statunitense non è salita. Questo smentendo anche quello che lo stesso ex presidente americano Reagan all'epoca aveva sostenuto contro i dazi, perché poi lui diceva in quel discorso lì, poi è stato ripreso dal Canada questo spot, e infatti per questo spot dicevamo Trump adesso minaccia di bloccare, vuole bloccare, sta per bloccare i negoziati commerciali con il Canada, e Reagan sosteneva poi alla fine
con i dazi non si fanno entrare le merci straniere, si evita una concorrenza, il produttore nazionale tiene artificialmente alto il prezzo della propria merce, del prodotto che viene rivenduto sul mercato interno, questo prezzo inizia a essere troppo alto, il consumatore interno non lo compra più, le merci restano invendute, queste imprese falliscono e quindi poi si genera recessione. Questo sosteneva Reagan, ma non sta accadendo, non sta accadendo negli Stati Uniti, non sta avvenendo questa inflazione. Non è nemmeno più una contraddizione logica, scrive qui appunto il nostro direttore Giovanni Sallusti, è un paradosso temporale, funziona più o meno così, frotte di esperti, qualunque cosa questa categoria passepartout voglia dire, istituti finanziari, fonti sulla carta, straccia, terze e autorevoli che si affannano a vaticinare l'apocalisse economica degli Stati Uniti e non solo. Vedete, andiamo un attimo all'interno, appunto a pagina 15, poi prendiamo anche l'editoriale di oggi di Mario Secchi, che invece riguarda la vendita, la cessione di Repubblica. Un attimo, ecco, vedete, qui lui esordisce dicendo, perché appunto è il titolone della prima pagina, vendono Repubblica ma nel PD scatta il panico, e poi ovviamente ci torniamo, ma invece sul tema della presunta inflazione che dovrebbe avvenire in America per questi dazi, vedete qui siamo appunto a pagina 15, smentiti di nuovo gli esperti, con i dazi di Trump, dicevamo, l'inflazione non è salita, causa principale, secondo queste ricostruzioni, no? Secondo questi vaticini delle tante Cassandre che si stracciano le vesti, di questa apocalisse economica che rischierebbero gli Stati Uniti, insomma, i dazi messi, vedete qui scritto addirittura con la maiuscola, il puzzone Trump, no? Come viene sempre additato, l'inquilino attuale della Casa Bianca, uno che notoriamente non ha mai bazzicato il business e gli affari. Invece sappiamo appunto il grande businessman Trump, e anche proprio perché è così pragmatico, imprenditore e businessman, poi abbiamo visto, no, che c'è stata un po' di forse mancanza di sintonia ultimamente con lo stesso Putin. Questo è stato ricostruito quando in quell'incontro lì Putin si è messo a raccontare tutta la storia passata degli ultimi secoli nei rapporti tra Russia e Ucraina, per dimostrare che quindi Ucraina e Russia sono un'unica entità, no, storica, culturale. Tutti dicevano, vedete, lì poi alla fine sono venuti fuori due profili di personaggi diversi, perché l'uno magari è più politico e ambisce ad essere, no, il grande statista che entra nella storia, e l'altro si stava effettivamente anche un po' seccando, scocciando, perché è uomo così degli affari, dei deal, del businessman, uomo pragmatico, e invece vorrebbe arrivare ad un accordo. E allora, quindi, conseguenza principale di questi dazi, la debacle inflazionistica imminente, secondo loro, secondo questi profeti di sciagure, sempre in procinto, quindi la debacle inflazionistica di divorarsi le famiglie consumatori americani. Dopodiché puntualmente accade che la rovina invece non si materializza, che l'inflazione non esplode, che anzi il corpaccione economico a stelle e strisce fornisce inequivocabili segnali di ottima salute. Ma è tutto un inganno, certificano subito i falsi profeti, senza fare un plissé. Adesso vi spieghiamo noi e si ricomincia. L'ultimo capitolo della saga, infatti, è cronaca. Una settimana fa esce l'abituale rapporto della Federal Reserve, noto come Beige Book, sentenza cristallina, chiarissima: i dazi che il presidente sta imponendo alla quasi totalità dei partner commerciali del paese stanno pompando l'inflazione, poiché le aziende sono intrappolate tra l'assorbimento dei costi o il loro trasferimento ai clienti. Notizia di ieri, invece, l'inflazione made in USA cresce sensibilmente al di sotto delle previsioni, sia per quanto riguarda l'indice generale dei prezzi al consumo, sia per quanto riguarda il dato core, quello che esclude i beni più volatili, come per esempio i generi alimentari e l'energia, che è passato dal 2,9% su base anno di agosto al 3%. Una stasi sostanzialmente, altro che invece i bagliori dell'Apocalisse, no? Che tutti dicevano, questi profeti di sventure, vedete adesso cosa accadrà. Da segnalare per inciso, ma non troppo, che nel secondo trimestre il PIL americano è cresciuto del 3,8% e la stima annuale lo proietta al 4%. L'analoga previsione su tutto il 2025 dell'Eurozona, quella fortunata metà d'Occidente amministrata dai dotti, incrociata contro i dazi trampiani, contro questi dazi, invece non arriva all'1%.
quindi vedete che bella differenza. Anche uno studente svogliato della scuola dell'obbligo capirebbe che qualcuno non ce la sta raccontando giusta e non è l'orco col tuppè, no? L'orco con la O maiuscola, come viene dipinto Trump, che viene dipinto appunto come l'orco, oppure come addirittura il Caligola, il Nerone di Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida. Colpo di coda, e qui veniamo al paradosso temporale. Il fatto è che al netto della non esigua schiera dei critici ideologici, quelli a priori, no, pregiudizialmente ostili, quelli che appunto spergiuravano sull'ineluttabile affermazione della Joy Camaliana, per capirci, i profeti di sventura che volteggiano sulla politica commerciale trampiana pensano, agiscono, parlano dal Novecento, quindi rimasti legati appunto a vecchi schemi ideologici, ad una vecchia grammatica, precisamente da quell'ultima porzione di Novecento che doveva coincidere con la fine della storia, come ci avevano garantito Francis Fukuyama e la frotta di imitatori liberal di gran lunga peggiori delle originali, per cui si trattava solamente di adagiarsi sulle magnifiche sorti e progressive garantite dal dispiegarsi benefico della globalizzazione a trazione occidentale. Invece abbiamo visto che poi la globalizzazione ha creato tutti questi contraccolpi anche e soprattutto in Occidente, impoverendo il ceto medio, e insomma ha innescato tutta una serie di fenomeni che adesso continuiamo a vedere, no, in azione. È per quel motivo che, per esempio, uno come Tremonti l'ha sempre detto, questa globalizzazione così è stata un errore, realizzata in questo modo, e abbiamo visto insomma tutti i limiti e le criticità. Ma De Donald, e questo è il vero senso ultimo del trumpismo, ha stanato il trucco, ha smascherato il giocattolo contraffatto. La globalizzazione non era affatto attrazione occidentale, anzi era il colpo di coda con cui un altro totalitarismo comunista più ad oriente e più efficiente stava vincendo la partita geoeconomica. Allora, qui mi avvio alla conclusione. Vedete, da qui gli obiettivi di fondo della vituperata politica dei dazi: farla finita con la concorrenza sleale, anzitutto cinese, Cina, no, trasformata nella fabbrica del mondo, con un mega dumping, con una produzione ovviamente dai costi irrisori, con lo sfruttamento della manodopera, eccetera, ritarare la bilancia commerciale, reinnestare catene produttive interne al tessuto americano, contando sulla sua formidabile capacità di adattamento, sul suo dinamismo e sugli introiti assicurati dai dazi medesimi. Per ora l'orco, sempre con la O maiuscola, no? Come ce lo dipinge, ce lo raffigura la sinistra, cioè The Donald, sta vincendo la partita. La ricaduta della politica daziaria sui prezzi finali al consumatore, ad esempio, è significativamente contenuta dall'alta concorrenza proprio dell'ambiente economico interno del mercato americano. È una lezione di liberismo pragmatico ai teorici invece in poltrona del dogma liberal globalista. Intanto l'incasso dai dazi nel primo semestre ammonta a 113 miliardi di dollari e l'amministrazione stima di arrivare a fine anno a 267 miliardi. No, la storia non era finita e si scrive ancora a Washington. Quindi vedete che pagina di storia che si sta scrivendo appunto negli Stati Uniti con questo capitolo dei dazi. E quindi le cifre, no, da ricordarci su questo primo semestre: incasso dei dazi che ammonta a 113 miliardi di dollari e a fine anno si stima di arrivare a 267 miliardi. Insomma, veramente una lezione impartita, come scrive il nostro direttore, ai liberal globalisti, un po' una mazzata sui loro denti per quello che dicevano. Ma allora, io vedo che sono già le 8:42, quindi prima di far sentire le nostre interviste, poi ovviamente quando le facciamo sentire al termine proseguiremo, no, la nostra rassegna stampa, avremo ancora tempo, però a questo punto, per esempio, per Libero io vi segnalo tutti gli articoli, poi se avete tempo rileggeteli anche a casa con calma, se avete la possibilità. Quindi dicevamo intanto l'editoriale di Secchi a proposito di questa vendita, cessione di Repubblica, delle isterie che si stanno scatenando a sinistra, no? Scrive qui Secchi appunto nel suo incipit: un saggio mi diceva sempre: entrare nell'editoria è facile, il difficile è uscirne. Pare che John Elkann abbia deciso di uscirne, o meglio di lasciare l'attività della carta stampata in Italia e tenersi solo quella patinata, influente e inutile dell'Economist, il settimanale più prestigioso del mondo. Non c'è niente di strano, anche quella dei giornali, una storia di comprati e venduti. Quello che è divertente è che nel portafoglio di Exor c'è una società che si chiama Gedi, appunto, e poi alla fine, no, era il core di questo gruppo editoriale, che a sua volta
controlla Repubblica e La Stampa. Il quotidiano di Torino è una vecchia ed elegante signora a cui gli ultimi direttori hanno deciso di far ballare il foxtrot, spostandola troppo a sinistra e dunque sbagliando nel posizionamento. Il pezzo che conta davvero è il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, da sempre dipinto come giornale partito, no? Una sorta di corazzata editoriale, e che quindi però, attenzione, è di sicuro l'ultimo bastione di osservanza rigorosamente democratica, ma non troppo. Quindi Elkann che perde quattrini, perde tempo, subisce grandi rotture di scatole, che voglia vendere ci sta, dunque nessun dramma. Il problemone però è del PD. Nel PD, tutto del PD, scrive Secchi, ed è qui che il vostro umile cronista apre l'agendina, compone un numero di telefono e compulsa ogni singola parola di una sua fonte AAA, quindi super affidabile. Non ne posso ovviamente rivelare il nome, no, per deontologia, ma la sanno, ma è di quelli che conoscono, sanno, vedono e non parlano quasi mai. Gli riferisco che il Foglio ha appena scritto che il PD sta cercando un soccorso rosso per far finire Repubblica nelle mani di amici, notizia verissima che circola da molte settimane. Dici che se ne occupa il PD? Allora può darsi che combinino altri disastri. Dunque, pensate, si parte già con lo scetticismo, confermato da un lapidario, e la vendita è difficile da concludere, soprattutto se il compratore è, come dicono, quel greco Kyriakos. E perché mai un greco non andrebbe bene? Domanda, qui vi porto a pagina 3. E allora, qui in conclusione, no, per questo editoriale, ma che anche editoriale di Secchi, ma che anche un'analisi, no, di questa vicenda della cessione e della vendita di Repubblica. Elkann, vedete, vende Repubblica, a sinistra è già panico, pensate, lo dicono loro, lo affermano già loro, faranno solo disastri. Quindi vedete, Dem al lavoro per portare il giornale a un gruppo di imprenditori amici, dubbi nei palazzi, se ci mettono le mani loro combineranno dei guai. La verità è che nessuno vuole accollarsi le perdite monster, le perdite gigantesche del quotidiano. E allora, qui quasi in conclusione, GEDI, il gruppo editoriale che appunto controlla Repubblica e La Stampa, che brucia i quattrini, i bilanci li curerà il responsabile dell'informazione del PD, ci domandiamo Sandro Ruotolo, si domanda Mario Seghi, così vanno subito a ruotoli. Giustamente battutona, gioco di parole. Nei bilanci di GEDI Repubblica vale circa 60 milioni, questo sarebbe in teoria il prezzo di vendita, ma viste le perdite sarebbe come buttare i quattrini in una fornace. Al PD non conoscono le tabelline, non hanno neanche la minima idea di cosa sia un quotidiano, un'azienda editoriale, quindi la mia fonte ha perfettamente ragione, può darsi che combinino davvero solo dei disastri, virgolettato. Alcuni dei protagonisti veri e presunti delle mediazioni girano per Roma, chiedendo a destra e a manca consigli e opinioni sulla cessione, l'unica cosa regolare è la confusione e il fatto che il PD pensi di intervenire e risolvere la situazione dà l'idea di tutto il disastro. Si dice, si mormora negli ambienti della sinistra che addirittura, pensate, interverranno le banche. L'ultima volta che da quelle parti hanno citato una banca non è andata benissimo, al loro posto lascerei perdere, qui sentenzia giustamente Mario Secchi. E la realtà è che Repubblica è una chiesa, una sorta di santuario, il PD si è trasformato in una sacrestia, non si capisce chi è il prete, non si sa che messa cantare e soprattutto quella chiesa anno dopo anno è sempre più vuota, sempre meno fedeli e poi soprattutto tante divisioni all'interno di questa parrocchia. Qui vedete pagina 2, la faida interna che si allarga, l'opposizione che perde pezzi, i riformisti Dem che si ribellano e mettono Elli all'angolo. Se andiamo avanti così la destra rivince facile. Vi leggo questo prima di lanciare appunto la nostra intervista. Abbiamo registrato sui temi della Lega Giovani e dei territori, non solo. Vedete a Milano l'evento Crescere che diventa l'ennesima spallata alla linea della segretaria di Elly Schlein, la Picerno. I congressi si tengono per confrontarsi sulla linea, non per contarsi. Gori, non siamo un'alternativa credibile, sfiduciato anche Bonaccini. Insomma, volano stracci nella casa del PD e voi magari mi direte che novità. 8:47, Sveva, se sei d'accordo facciamo sentire allora l'intervista che abbiamo registrato da Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani di Lecco, intervista che abbiamo registrato insieme al nostrissimo Matteo Desio che poi sentiremo dopo alle 9:15. Allora, oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani di Lecco. Andrea, grazie per essere qui con noi, è un vero onore per noi riaverti come ospite. Grazie per Vittorio, grazie Matteo per l'invito, è un onore essere qui.
Grazie anche a Matteo De Sio, ricordiamolo che è qui con noi, lui che è il conduttore del programma del lunedì mattina, Te la ridò io l'America. Grazie Matteo per essere sempre con noi qui, ovviamente no, a co-condurre queste interviste. Ma grazie a te Pier per l'invito, veramente. Figurati. Grazie Matteo, grazie Andrea. Allora Andrea, vengo da te perché prima di analizzare insomma quelle che sono le prossime iniziative della Lega Giovani di Lecco, ma anche della Lombardia, volevo concentrarmi sui territori, in particolare poi su un problema di alcuni territori che è quello della sicurezza, alla luce anche di quello che è successo ormai quasi una settimana fa a Colico, nell'Alto Lario, con i pusher, con gli spacciatori che hanno iniziato a lanciare grossi sassi contro il deputato leghista Eugenio Zoffili proprio mentre stava ripulendo con dei volontari i cosiddetti boschi della droga. Ecco, veramente un fatto gravissimo. Andrea, insomma, la Lega che si impegna direttamente con volontari a risolvere questi problemi e però rimangono queste sacche di criminalità anche a volte per colpa di amministrazioni del PD che non intervengono o fanno finta di non vedere. Ecco. Guarda, purtroppo è un problema che conosco molto bene perché io sono di quel territorio, io risiedo ad Orio, sono consigliere comunale di minoranza ad Orio e praticamente queste aree di spaccio sono proprio nella zona di confine tra Orio e Colico e non solo, perché ci sono diverse aree di spaccio non solo a Colico ma anche a Piantedo e in altri comuni limitrofi alla zona. In questo caso non è un problema di amministrazioni comunali perché a Colico amministra un'amministrazione civica di centrodestra con una forte presenza di consiglieri leghisti, tant'è che abbiamo il capogruppo del gruppo di maggioranza che è leghista e il vice sindaco che è leghista anche lui. Da diverso tempo c'è quel problema, l'area è molto vasta e è un'area molto difficile perché si tratta di un territorio quasi montano. Chiaramente ci sono state diverse segnalazioni da diverso tempo e adesso pare che ci sia stata una stretta abbastanza importante da parte della prefettura su input dell'amministrazione comunale, su input dell'onorevole Zoffili e su input del sottosegretario Nicola Molteni che hanno fatto diversi incontri con il nuovo prefetto visto che è arrivato la scorsa estate e sta già dando il suo lavoro, sta già dando i suoi frutti. Sabato mattina c'è stata questa giornata di pulizia dei boschi dove sono partiti dal comune di Piantedo, hanno fatto il comune di Colico e un'iniziativa che parte sì dai comuni ma sulla volontà dei cittadini di andare nei boschi e andare a ripulirli sostanzialmente perché i boschi non sono di 4 maranza, non sono di 4 mafiosi, non sono di 4 persone che vogliono vogliono comandare queste zone, ma sono dei cittadini. Quindi l'onorevole Zoffili è andato con queste persone, è stato un gruppo abbastanza importante di persone, sono andati a vedere queste zone e anche a ripulirle, tant'è che hanno trovato siringhe, hanno trovato tutti quei bilancini, hanno trovato tutte quelle cose che servono per lo spaccio, il confezionamento della droga. Io purtroppo questa strada la faccio tutti i giorni per andare al lavoro e un giorno sì e l'altro pure vedo persone di qualsiasi estrazione sociale fermarsi lì lungo la strada provinciale 72 e fermarsi al boschetto della droga. È una piaga sociale chiaramente perché se non ci fossero i consumatori chiaramente questo fenomeno non ci sarebbe. Però è anche doveroso cercare di fermare questa situazione. Quindi come Lega ci stiamo battendo da sempre ci battiamo su queste cose, adesso pare che ci sia stata una bella stretta e più avanti andremo a fare un'altra giornata di pulizia, perché quelle sono fondamentali, la presenza delle persone nei territori fa sì che questi fenomeni si allontanino, insomma. Quindi lì cos'è successo sostanzialmente? Che quando sono arrivati alla fine, diciamo, di questo percorso, in una delle zone un po' più impervie,
delle persone dall'alto si sono messi a lanciare dei sassi contro l'onorevole Zoffili e contro anche alcuni volontari che erano lì. Chiaramente alla fine della retata non è stato un bel momento. Non è stato un bel momento perché comunque c'erano sotto c'erano delle persone che potevano farsi molto male, rischiare la vita, e soprattutto poi sotto c'è anche la strada dove passano quotidianamente le macchine. Al termine della retata, chiaramente una persona è stata arrestata, però il problema si cerca di combatterlo giorno dopo giorno. Esattamente, e viene combattuto da tanti esponenti, no, della Lega. Tu prima hai citato il sottosegretario Molteni, e lui, che Matteo è intervenuto, insomma, ha anche spiegato un po' la situazione e quelli che sono gli strumenti da utilizzare, ecco, proprio per la sicurezza da riportare nei nostri territori. Ecco, infatti ci tenevamo a chiedere ad Andrea, proprio parlando del sottosegretario all'interno Nicola Molteni e il candidato a sindaco di Lecco per la Lega Lombarda, Carlo Piazza, che hanno organizzato insieme alla Lega questo incontro pubblico obiettivo sicurezza. Ci chiedevamo, oltre a misure, chiamiamole punitive per questi personaggi negativi che mettono in difficoltà le comunità locali, ci sono in teoria, ma anche in pratica, se le amministrazioni locali volessero poi utilizzarli, degli strumenti proprio per la prevenzione, per prevenire che ulteriori problemi poi si arrivino a verificare. Che è successo? Raccontaci pure quello che è avvenuto in questo incontro molto molto importante per il futuro non solo della Lega Lombarda, ma anche di tutti noi cittadini italiani. Sì, lunedì scorso a Calolzio, lunedì sera alle 19, si è tenuto un incontro dal tema sicurezza, un tema dove c'è stata un'importante presenza da parte della cittadinanza e da parte anche di diversi amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, assessori. Diciamo che la Lega sta cercando di mettere e ha messo degli importanti strumenti in campo per prevenire certi fenomeni e per prevenire quelle situazioni che purtroppo succedono quasi quotidianamente. Sta alle amministrazioni, chiaramente. Gli strumenti sono stati dati, adesso bisogna adoperarli, metterli in campo e fare le dovute richieste per far sì che certi episodi non avvengano. Cito un episodio che è successo venerdì della scorsa settimana in centro Lecco, dove delle persone si sono picchiate alla luce del sole a metà pomeriggio. Cioè, questi episodi non devono succedere, le città devono tornare ad essere sicure, perché dalla sicurezza che poi partono tutta una serie di iniziative per amministrare bene la città. Se la città è sicura, la gente è felice di abitarci. Se la città è sicura, la gente arriva ad abitarci. Se la città è sicura, si sviluppa il turismo, si può sviluppare un turismo di un certo modo. Ne parlavo con Carlo la scorsa settimana. Ecco, Lecco non ha neanche ancora preso una posizione all'interno del turismo. Cioè, che tipo di turismo c'è a Lecco? Non si sa. Questa è una delle sfide che poi con Carlo ci stiamo lavorando da mettere a terra per portare avanti in campagna elettorale e qualora dovesse essere lui il sindaco. E poi una città sicura va bene, è a misura d'uomo, perché alla fine una città sicura, quando la città è sicura, ad esempio, i genitori possono essere tranquilli di mandare i propri figli a studiare, visto che Lecco è il centro dove ci sono la maggior parte delle scuole superiori in provincia di Lecco. Quindi dalla sicurezza parte tutto, e senza quella tante cose, quasi tutte, non si riescono a fare. Assolutamente sì, è un tema fondamentale e delicato, e poi
Andrea, però noi ci siamo anche occupati di temi ovviamente che riguardano la Lega Giovani. Per esempio nella puntata del Prepontida, no, avevamo sentito Matteo Mauri, il coordinatore della Lega Giovani Lombarda, avevamo parlato delle vostre attività. Ricordiamo che poi avevate anche affrontato questa campagna di sensibilizzazione sul tema del disagio giovanile, poi avevate espresso vicinanza, solidarietà alla famiglia di Charlie Kirk, tutto il popolo americano con questo vostro ritrovo davanti al consolato americano di Milano, proprio ovviamente dopo questo barbaro attacco terroristico che poi aveva ucciso appunto l'influencer. Quali saranno però le vostre prossime attività sui territori lombardi, sul territorio di Lecco? Allora, come Lega Giovani Lombardia stiamo programmando una serie di incontri a cadenza mensile dal mese di novembre fino al mese di maggio. Ci saranno diverse attività con diverse tematiche. Ad esempio, stiamo pensando di fare una visita in Regione Lombardia, a Palazzo Lombardia e a Palazzo Pirelli. Stiamo pensando di fare un incontro con l'assessore Guido Guidesi e diversi imprenditori per cercare di portare avanti delle tematiche che possano essere utili ai giovani imprenditori. E poi stiamo portando avanti tutta una serie di attività che abbiamo comunque sempre fatto, quindi essere presenti nelle piazze, fuori dalle scuole, con volantinaggi, e poi stiamo cercando di lanciare alcuni temi importanti. Tu prima hai citato il tema della salute mentale, dove abbiamo fatto anche un questionario dove diversi ragazzi l'hanno compilato e ci hanno dato dei feedback molto positivi. Stiamo lanciando bene il tema della remigrazione, ma non come slogan. Attenzione, il tema della remigrazione è un tema fondamentale, un tema importante che bisogna discutere di remigrazione in modo intelligente, io credo. Bisogna analizzare tutte le sfaccettature che ci portano poi a prendere una posizione favorevole verso questo tema. E poi invece come Lega Giovani Lecco stiamo cercando di portare avanti alcune iniziative che sono, diciamo, un po' più a misura per la città di Lecco. Chiaramente i giovani, abbiamo 5 o 6 ragazzi che saranno candidati all'interno delle liste, quindi stiamo già facendo degli incontri per cercare di portare avanti alcune tematiche per la città di Lecco, chiaramente. Poi c'è un altro tema sul quale vorrei organizzare un incontro, che è il tema delle criptovalute, che è un tema molto sentito fra i giovani. Infatti prossimamente, adesso stiamo cercando di concordare una data con il nostro onorevole Giulio Centemero, visto che lui è un grande esperto della materia, dove ci può venire a raccontare un po' quelle che sono, cioè banalmente che cos'è una criptovaluta, come ci si paga le tasse sopra, e poi anche dare un taglio un po' più politico, ad esempio cosa sta facendo il governo in materia per la materia delle criptovalute e cosa intenderà fare. Insomma, una serata, una mattinata informativa, ma credo che sia opportuno, visto che spesso si parla di criptovalute come qualcosa del futuro, ma in realtà sono il presente le criptovalute attualmente, visto che poi anche tanti governi adesso stanno cercando di regolamentarle in maniera piuttosto chiara, visto che ad oggi non tutti i paesi hanno un regolamento chiaro e specifico in materia. Chiaro, chiarissimo. Insomma, una Lega Giovani sempre impegnata, sempre sul pezzo. E allora, Andrea, Matteo, grazie per essere stati qui con noi, grazie ancora. E Andrea, noi speriamo di riaverti presto e speriamo che si possa anche risolvere questo problema dei boschi della droga, perché veramente i cittadini vivono uno stato di angoscia crescente anche per colpa spesso del buonismo lassista della sinistra. Certamente. Grazie per Vittorio, grazie Matteo. Grazie ancora a voi, grazie ancora a te Matteo, noi ci ritroviamo in diretta per la rassegna stampa anche per riragionare di America, insomma, per riattendere da te qualche spoiler, come dico sempre, del te lo ridò io l'America. Grazie ancora. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti.
L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Sveva. Allora abbiamo sentito questa intervista, no? Andrea Bettega, dicevamo coordinatore della Lega Giovani di Lecco, ma mi senti Sveva? Perché per un momento mi sembrava che non mi si sentisse, cioè non Sì, ti sentivo, sentiamo, Pier ecco. Vittorio, ti sentiamo. Perfetto, grazie. E allora appunto abbiamo sentito questo focus sui territori, sulle iniziative prossime della Lega Giovani, ecco, ci ha convinto anche tanto questo fatto, per cui bisognerà anche interessarsi un po' di criptovalute, ma noi ritorniamo invece sui temi che stavamo ovviamente anticipando e concludiamo questa parte, vedete, anche su Libero, e voglio portarvi a pagina 11, vi segnalo per esempio quello che sta accadendo nella laicissima, ma poi che sta diventando sempre più anticristiana Francia. Vedete, qui scrive Andrea Morigi, che era stato anche nostro ospite, vi ricordate, su Radio Libertà, quando abbiamo commentato l'elezione di Papa Leone XIV di Prevost. Marsiglia che vieta un film sul Sacro Cuore ma cede terreni per la nuova moschea, il fallimento della laicité, polemiche per la mancata proiezione di una pellicola giudicata confessionale proprio dal comune. Il sindaco si mostra molto più amichevole però nei confronti degli islamici. Qui vedete Morigi illustra la situazione così: la pellicola dedicata alle apparizioni a Santa Margherita Maria al Coque nel monastero di Paray-le-Monial nella Francia del secolo XVII ha intrapreso anche una salita al Calvario, che come ogni via crucis che si rispetti, tuttavia al botteghino sembra coronata dal successo. Infatti dal 1° ottobre, quando è comparso in 336 schermi francesi, al giorno 22 il film è stato visto da 193.553 persone. Strani, e 350 anni dopo il messaggio della devozione cattolica sprigioni così tanta energia. È il fallimento delle politiche laiciste e irrispettose di tutte le diversità tranne quella della tradizione cattolica. La sensibilità alle tematiche religiose che si diffonde tra il popolo ma non al vertice dello Stato. Era già accaduto quando Re Luigi XIV aveva rifiutato di consacrare la Francia al Sacro Cuore di Gesù come richiesto nella rivelazione privata. Solo secoli più tardi, sulla collina parigina di Montmartre, sarebbe stata eretta la Basilica del Sacro Cuore. E poi invece, sempre a proposito di Francia, qui a Libero, pagina 12, Moody's che declassa la Francia, un altro colpo che deve incassare Macron, no? Con tutte le sue ambizioni che aveva mostrato, lui che voleva essere ricordato come il grande statista, con tutte poi le difficoltà che sta incontrando, no? Proprio per l'instabilità dell'esecutivo, dei suoi esecutivi, ed è proprio l'instabilità che causa questo declassamento. La decisione di modificare l'outlook in negativo, scrive Moody's, riflette il rischio crescente che la frammentazione del panorama politico del paese continui a compromettere il funzionamento delle istituzioni legislative francesi. Questa instabilità politica rischia di ostacolare la capacità del governo di affrontare sfide politiche chiave come un deficit fiscale elevato, un crescente onere del debito e un aumento duraturo dei costi di indebitamento, portando così ad un indebolimento più rapido dei principali indicatori del bilancio francesi di quanto attualmente previsto. E invece abbiamo visto questo governo attuale di centrodestra, che è diventato il terzo più longevo, no, nella storia repubblicana, superato quindi soltanto dal governo Berlusconi il secondo governo Berlusconi, quello che appunto iniziò nel 2001 e che poi, vi ricordate, fu fatto cadere con quella crisi di governo voluta da Follini. E sono passate quasi ere geologiche, no? Parliamo di veramente momenti politici che ormai sembrano stratificati nei fossili, ecco. E poi ovviamente ancora più longevo è stato il governo Berlusconi IV, insomma quello che venne fuori, il quarto governo Berlusconi, il quadro, quello che venne fuori dopo le elezioni politiche del 2008. Ma noi invece continuiamo questa nostra maratona, perché vedete poi c'è anche il caso degli sfratti a Bologna che vi volevo sollecitare, e qui se ne occupa Corrado Conne. Vedete, promemoria per i compagni, la proprietà privata, specie quella della casa, è sacra, sullo sfratto appunto che è accaduto a Bologna. Sapete tutte le proteste, in realtà
poi alla fine erano già stati tanti i tentativi compiuti, e ovviamente poi segnaliamo, ricordiamo anche la proposta shock che viene dal centro-sinistra, quella per le case sfitte. Forse ricorderete anche l'intervento che ha tenuto proprio su Mediaset il nostro direttore Giovanni Sallusti, dicendo questa proposta di fatto di dover obbligare i proprietari di case sfitte a metterle a disposizione, altrimenti poi subiscono altre sanzioni fiscali, è veramente un'idea da Soviet, da Corea del Nord. Tutto questo avviene poi in un paese dove il 70,8% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive, spesso acquistata con il lavoro di una vita e con la rinuncia a beni ritenuti più voluttuari. Questo accanimento nei confronti della proprietà privata, soprattutto della prima casa, che dovrebbe essere sacra. L'idea che la proprietà di una casa sia un beneficio di cui godono solo i benestanti è perciò assolutamente falsa, così come è falsa l'idea che la proprietà sia per lo più una rendita ricevuta in dono dagli avi e perciò in qualche modo immeritata. Se gli italiani hanno ritenuto di investire nel mattone, come suol dirsi, non è un caso. La proprietà di una casa dà contemporaneamente più sicurezza e più libertà e può essere considerata come una estensione del proprio io che conquista uno spazio tutto suo con il lavoro e con l'abnegazione. Parole che ci trovano d'accordo. Ma allora andiamo avanti anche con le altre testate d'area, perché vi riporto per esempio sul giornale di oggi, volevo segnalarvi, ecco, almeno a pagina 4 andiamo tanto ecco qui vedete agli interni 2-3 su questa svolta dopo 45 anni per il delitto. Mattarella arrestato per depistaggio l'ex prefetto Piritore, per i PM avrebbe fatto sparire, pensate un po', un guanto di pelle abbandonato in auto dal killer del presidente della regione. È accusato di aver mentito nell'interrogatorio di un anno fa sulla ricostruzione. E poi questa inchiesta su tutti i grandi flop dei PM politicizzati, l'analisi di Felice Manti, che sapete spesso interviene anche appunto sulle onde di Radio Libertà come ospite, grandi carriere ma poi casi mai chiusi. La vicenda Mattarella mette a nudo un sistema investigativo che ha fabbricato scenari suggestivi ma solo per i dibattiti televisivi e non per il tribunale. Per esempio, l'ostinazione a seguire la pista nera del NAR nel delitto di Palermo ha caratterizzato quell'antimafia militante che non ha saputo trovare le prove. E invece su questo tema interviene oggi Piero Grasso, PM che aveva anche seguito la vicenda, qui ovviamente viene anche accennato, e lui sostiene che appunto invece si sia fatto di tutto da altre parti per cercare di ostacolare, di sabotare questa ricerca della verità. Qui invece Manti spiega l'allora sostituto procuratore Pietro Grasso, titolare delle indagini, di quel guanto destro marrone di pelle, dice di non averne mai saputo nulla. L'ex questore Filippo Piritore da ieri ai domiciliari per depistaggio dice che quel invece l'avrebbe avuto, quanto l'avrebbe avuto in modo anomalo tramite un agente della scientifica. Insomma, una stasi investigativa in cui l'unica prova poi alla fine si è persa. E invece poi sempre per il giornale di oggi, vedete, c'è l'intervista poi a Cirielli per la Campania, per questo centrodestra che è tornato veramente improvvisamente competitivo e potrebbe alla fine vincere, espugnare quella la roccaforte di De Luca, una roccaforte di sinistra, ma invece ecco a pagina 4 vi volevo segnalare anche il PD che è in cortocircuito, tutta la sinistra sul caso Ranucci, scontro sull'informazione perché duello e minacce tra il garante che è stato indicato proprio dai Dem e il giornalista soccorso dal PD. Quindi vedete qui Pasquale Stanzioni, 80 anni, professore di diritto privato e garante per la protezione dei dati personali da luglio 2020, scrive Stefano Zurlo, che si occupa, sapete, spesso anche di inchieste giudiziarie e cronaca. Perché questo cortocircuito a sinistra? Perché Sigifrido Ranucci, bandiera adesso del giornalismo progressista, contro il garante Pasquale Stanzioni, giurista raffinato che è stato nominato proprio su indicazione del PD. Non importa, qualcuno attacca Ranucci, sta armando il garante per punire Report. Stanzione che replica a muso duro, il garante adotterà un'iniziativa utile a tutelare la propria dignità. E poi sul giornale di oggi, appunto vi dicevo a pagina 8 l'intervista invece a Cirielli per la regione Campania, quindi e poi attenzione, vi segnalo anche questo, un altro scandalo che riguarda l'Unione Europea, vedete, altro che aiuti, fondi dell'Europa che finiscono
Pier Vittorio, ci senti? Pier Vittorio, ci senti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Sveva. Allora, probabilmente abbiamo perso la linea, vero? Mi confermi? Perché io a un certo punto, visto che mi stavi ricontattando, quindi ho presunto che fosse caduta, no, la precedente connessione, vero? Sì, sì, è caduta la linea. Adesso chiamo Matteo, tra l'altro, che è il nostro ospite. Perfetto, e allora io mi scuso con voi, prima ovviamente di iniziare a sentire Matteo, che intanto già ringrazio, io volevo con voi anche poi aprirvi qui il Corriere della Sera di oggi, e quindi la prima pagina, e poi anche segnalarvi quest'altro articolo. Allora andiamo qui sulla prima pagina, però vedo che non me la apre l'edicola digitale, allora ve la apro da qui, da giornalone, e vedete, ovviamente magari ci siete già andati, quindi vi segnalo questo di Verderami, di 7 giorni, cioè la Meloni mediatrice con gli Ayatollah, questo ruolo che si sta ritagliando appunto la Meloni nel dialogo proprio con l'Iran, con il regime teocratico. Pagina 3, poi l'articolo di Rampini sulle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti della Russia che potrebbero rivelarsi inefficaci, ma questo ve lo apro da qua, anzi vedete, vi riapro dall'edicola digitale pagina 1 del Corriere, con poi l'editoriale anche La guerra ai diritti dei popoli, editoriali di Angelo Panubianco, la forza non è tutto, e qui lui scrive che di fatto Putin vagheggia questo sogno imperiale, coltiva, no, l'ambizione di riannettere altri popoli, ma queste popolazioni ormai non possono più accettare di essere inglobate in un impero senza resistenza. Cita appunto Niccolò Machiavelli, che nel Principe scrive che è difficile conservare il governo di popolazioni conquistate se queste possiedono differenti costumi o lingue rispetto a quelle dei conquistatori. Ormai gli ucraini si sentono comunque sempre più diversi, secondo questa ricostruzione, e quindi non vogliono accettare ovviamente questo governo, questo dominio di Putin. L'articolo di Rampini che vi suggerivo, vedete qui, siamo a pagina 3 del Corriere di oggi, il petrolio, Mosca, XY, così le sanzioni degli Stati Uniti potrebbero non bastare a cambiare la storia, l'impatto delle nuove misure, le misure statunitensi, quindi pressing. Trump mercoledì ha introdotto nuove sanzioni contro Mosca, colpendo le società petrolifere Lukoil e Rosneft per spingere Putin a trattare su Kiev. E poi Putin ha già inflitto danni enormi alla Russia, qui l'analisi, perché comunque alla fine lo sfondamento non è avvenuto, la guerra lampo, vabbè, non ne parliamo, ma soprattutto quante migliaia di morti, quanti giovani russi sono morti tra i soldati appunto della ex Armata Rossa, e poi alla fine per conquiste territoriali che non sono state così significative. Il paese della Russia è più insicuro di quanto fosse prima del febbraio 2022, ha reciso legami benefici con l'Occidente per consegnarsi alla Cina verso influenza in Medio Oriente e in Asia centrale. Ha costruito una robusta nazione ucraina guadagnandosene l'odio per generazioni.
Ma allora Sveva, hai fatto bene a ricordarmelo, perché sono le 9:17 e Matteo è già appunto in collegamento. Matteo, ci senti? Sì, sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi qui, Pier. Grazie a te Matteo. E allora, tanto veramente scusami ancora per l'attesa. Con te apriamo ovviamente questa pagina, no, sugli Stati Uniti, su Trump, e iniziamo già subito a commentare questo articolo, no, di Rampini che stavo finendo di leggere, cioè sanzioni che potrebbero non bastare per comunque inchiodare la Russia e insomma obbligarla poi alla fine di fatto ad arrivare ai negoziati. Ma secondo te come sta proseguendo questa difficile partita? Perché comunque Trump ha scoperto, no, di avere di fronte un osso duro e probabilmente lo stesso Putin vuole guadagnare tempo. Ecco, è un po' una situazione comunque sempre, lo sappiamo, no, delicata. Oggi per esempio a pagina 2 sulla Stampa un ex consigliere del presidente russo che afferma le sanzioni americane non produrranno questi effetti sperati, e poi a pagina 4 sempre della Stampa di oggi, con l'inverno russo, Putin che cerca di guadagnare tempo, quindi di rafforzare l'esercito. Sì, si collega tra l'altro a uno dei tanti discorsi che possiamo anche aprire per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti, ovvero la Russia probabilmente, grazie anche alle varie alleanze economiche con la Cina, riesce a tenere duro, riesce a deflettere diciamo la maggior parte delle problematiche dettate dalle sanzioni, anche perché poi colpiscono magari soprattutto i cittadini comuni che tengono duro, preferiscono tenere duro e stare dietro a quello che vuole il leader. Non si può fare niente su questo. Si può solo, gli Stati Uniti in questo momento possono solo continuare questa politica economica. Non credo che Trump sia intenzionato ad armare ancora di più gli ucraini, se non quello che giustamente ci sono nei piani già prestabiliti, ma questo riguarda anche l'alleanza, ne parlavamo ieri proprio io e te, prima poi di decidere il collegamento, l'alleanza proprio economica di Russia, Cina, India, Brasile, Sudafrica, ovvero Arabia Saudita, ovvero il BRICS. Perché? Perché parliamo di Stati Uniti che devono fronteggiare quello che sta avvenendo in Sud America con gli attacchi alle navi venezuelane dei narcos, ma parliamo anche di Stati Uniti che devono fronteggiare la voglia di rivalsa, chiamiamola così, del Brasile, perché ne parlavo nella mia rubrica, probabilmente i dazi contro il Brasile non sono stati proclamati solo per la questione Bolsonaro e la giustizia brasiliana, ma anche perché il presidente Lula a novembre del 2024 è stato l'unico paese, tra l'altro, del BRICS a parlare proprio di un'alternativa monetaria nei confronti del dollaro statunitense, quindi parliamo di un affronto diretto che ha continuato poi nel corso dei mesi. Chiaro, chiarissimo. E oltretutto noi abbiamo anche annunciato, a proposito, prima lo stavamo dicendo, che Trump, sempre per ovviamente quella che è il suo atteggiamento, la sua postura nei rapporti internazionali, nella politica estera, appunto ha dichiarato che attaccherà in Venezuela contro i cartelli dei narcos. Io sul tema poi ti volevo anche segnalare l'articolo che ci ha mandato Giuseppe Brienza, giornalista vaticanista Giuseppe Brienza, che sapete, no, spesso nostro ospite, che appunto ha scritto questo articolo proprio su quello che sta accadendo in Venezuela, su questa dittatura, e appunto ve lo apro da qui. Questo è su Corrispondenza Romana. Vedete, il primo santo venezuelano dopo 25 anni di dittatura comunista. Questo è un articolo che è stato pubblicato il 22 ottobre, e quindi si ricorda che Leone XIV
ha stabilito che la canonizzazione dei primi 2 santi del Venezuela, il medico dei poveri José Gregorio Hernández Cisneros e la fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù, Suor Maria Carmen Rendiles Martinez, fosse quindi celebrata a San Pietro il 19 ottobre 2025, assieme a quella di altri 5 beati. Però questo in concomitanza, attenzione, con quello che insomma una coincidenza, cui giustamente Brienza fa notare forse provvidenzialmente questa canonizzazione, con una coincidenza con uno dei momenti più duri, più feroci della repressione del regime di Maduro, e come rilevato in un messaggio al paese della Conferenza Episcopale Venezuelana potrà costituire un'occasione propizia affinché le autorità dello Stato emanino misure di grazia che consentano di restituire la libertà a coloro che sono stati incarcerati per motivi politici. Ma è un auspicio che insomma è caduto un po' nel vuoto, perché comunque poi si è intensificata da parte di Maduro la persecuzione dei dissidenti, non è arrivato infatti alcun segnale di riconciliazione, anzi ha continuato a perseguitare i dissidenti, la Chiesa Cattolica, che è diventata l'ultimo baluardo di resistenza appunto in Venezuela contro un regime che non tollera più neppure la preghiera. Questo appunto per corrispondenza romana, l'articolo di Giuseppe Brienza, poi recuperatelo, credo che lo vediate ancora in condivisione schermo. Allora Matteo, chiedo a te, insomma, Trump che vuole intervenire sul Venezuela, ti sembra abbastanza realistico? È vero però che è stata estremamente efficace la guerra finora che sta conducendo contro i cartelli della droga, l'aveva sempre detto, insomma, l'aveva ribadito in campagna elettorale che bisognava sradicare questo fenomeno dello spaccio, il problema, ricordi, ne avevamo parlato anche noi, del fentanyl, della diffusione. Oggi infatti vi apro anche Fox News, ve l'apro da qui, ecco, vedete in riaggiornamento, è avvenuta anche questa più grande retata del secolo, che ha eliminato l'epicentro della droga illegale a Filadelfia. Insomma, Matteo, come giudichi questo atteggiamento? Da un lato nel contrasto della droga da parte dell'amministrazione Trump, veramente incisivo, dall'altro questo atteggiamento di politica internazionale, questa appunto condotta che non è isolazionista. Esatto. E poi parliamo tra l'altro di un Venezuela e di un Maduro che adesso vengono quasi descritti come paladini della giustizia contro il brutto e cattivo Trump, quando per fortuna, perlomeno negli ambienti più intellettuali, il Nobel per la pace lo ha ricevuto proprio una oppositrice proprio del regime di Maduro, che ha ringraziato tra l'altro lo stesso presidente Trump. Parliamo di un Venezuela che non sta facendo nulla per impedire alle tante gang di entrare all'interno dei confini americani. Ne avevamo parlato insieme, ne ho parlato nella mia rubrica, con tante gang che erano venezuelane, che avevano terrorizzato addirittura le comunità di latinos, di sudamericani locali proprio americani, quindi di cittadini comuni. Parliamo di un Venezuela che ha ricevuto ovviamente sanzioni da parte degli Stati Uniti ed è in guerra commerciale, in questo caso aperta, con gli Stati Uniti, ma mi sembra proprio che non sia un regime, quello di Maduro, da sostenere a prescindere dalle opinioni che uno abbia poi su Donald Trump. E Trump ha dichiarato tra l'altro che la guerra contro i cartelli della droga non ha bisogno di passare dal Congresso, quindi ha dichiarato che i suoi poteri presidenziali sono abbastanza, tra virgolette, detto volgarmente, per poter continuare a attaccare questi facinorosi violenti, perché non solo commerciano con un traffico di stupefacenti, ma sono anche probabilmente, come anche in Messico, cartelli della droga che hanno anche delle truppe paramilitari praticamente, quindi per il trasporto di stupefacenti negli Stati Uniti utilizzano fregate militari. Per questo non sono dei poveretti, non è per sfortuna dei sudamericani, ovviamente, in questo caso. Non è lo spacciatore che possiamo trovare nel boschetto della droga, ma è lo spacciatore che troviamo nel boschetto della droga insieme a suoi colleghi, chiamiamoli così, che hanno un armamentario che fa
che fa il verso a un piccolo esercito. Parliamo quindi di personaggi pericolosi da contrastare che giustamente il presidente Trump sta cercando di mettere fine. Esatto, hai detto bene Matteo, perché poi tanti a sinistra nel loro furore ideologico, no, di anti-americanismo, poi vabbè, dai loro discorsi viene veramente fuori un'immagine molto polarizzata, ecco, sono così ideologizzati, allora acclamano tutti quelli che si oppongono agli Stati Uniti nel loro anti-americanismo, quindi esaltati i BRICS, ma vengono esaltati anche questi regimi che appunto dispotici, feroci, e magari, che ne so, qualcuno strizza forse l'occhio anche a questi cartelli, boh, chi lo sa. Ma invece tornando a parlare di Stati Uniti, sai, no, l'altra notizia del giorno è di questo sistema illegale di scommesse, l'NBA, questi rapporti con la mafia. Oggi ne scrive Roberto Saviano a pagina 17, io ve lo apro, ecco, solo per segnalarvelo, perché poi alla fine appunto siamo andati un po' di corsa in questa parte e non abbiamo potuto approfondire troppo, ecco, questi articoli. Vedete, qui oggi lui scrive, Saviano, di America, di cartelli mafiosi, l'ultima frontiera degli affari per gli eredi di Lucky Luciano, star dell'NBA e soldi sporchi, il racconto lo scandalo scommesse nel basket, questo a pagina 17, usa le storiche famiglie di mafia, sono ancora lì e trafficano in criptovalute. Ecco, questo ha la ricostruzione di Roberto Saviano. Secondo me poi è una di quelle narrative che rilancerà la solita propaganda per cui gli italiani sono stati immigrati negli Stati Uniti, sono stati cattivi, hanno trapiantato la mafia, perché poi mi immagino sempre questa critica autodistruttiva, no? Verso di noi, verso gli immigrati italiani. Ma invece l'ultima questione che volevo affrontare con te, scusami. Sì. Non ti preoccupare. Dimmi tu, secondo me proprio perdonami, non ti sentivo, vai. Hanno scoperto gli Stati Uniti le scommesse sportive in questi ultimi anni, ma la questione che fa più paura, tra virgolette, è che sono già personaggi, soprattutto i giocatori di NBA, che guadagnano già tanti milioni l'anno, molti di più dei nostri calciatori, quindi parliamo già di personalità ricche, parliamo già di personalità che hanno tutto nella vita una volta raggiunto il successo, una volta raggiunto quella possibilità di essere una di quelle poche centinaia di persone che possono vivere giocando a basket, in questo caso. E parliamo anche, una cosa da sottolineare secondo me del discorso di Roberto Saviano è l'evoluzione che queste organizzazioni criminali possono poi avere per fare questo riciclaggio di denaro, chiamiamolo così. Assolutamente, sì, è quello il timore. Io Matteo con te avrei voluto anche approfondire poi la questione invece dei negoziati commerciali interrotti tra Stati Uniti e Canada, dopo che appunto il Canada ha rilanciato quello spot di Reagan contrario ai dazi, Trump l'ha annunciato, ma magari chissà, avrai tempo, la possibilità anche lunedì di approfondirlo. E quindi Sveva, giustamente mi hai ricordato, sono le 9:31 e allora veramente dobbiamo chiudere. Io vi lascio, prima ancora del saluto, ecco, veramente gli ultimissimi secondi, volevo solo segnalarvi, poi se avete tempo, questa risposta che ha fornito Vittorio Feltri ai suoi lettori a pagina oggi 20-21 del giornale, cioè quello di amare i propri cari, perché lui dice inutile poi ricordarli quando poverini sono passati a miglior vita, ma bisogna cogliere l'attimo proprio ogni giorno, no, per amarli, per dimostrare il proprio affetto, per essere generosi, per dimostrarsi sinceramente, veramente vicini alle persone più care. E qui vedete, chi ama davvero lo dimostra, e quindi la sua risposta ad un lettore che appunto gli scrive dice: chi ama davvero lo dimostra oggi, non al funerale, non davanti a una tomba. La tenerezza data in tempo è l'unico fiore che non appassisce, è l'unica forma di eternità concessa agli uomini, quella che lasciamo nei ricordi degli altri. E allora grazie Matteo per essere stato con noi. Grazie a te Sveva, sempre per la regia. Io poi ti devo ringraziare doppiamente, sebbene te per quale motivo, no, oggi che c'è stata questa difficoltà, poi ci dovrai dire, no, qualcosina.
E io ringrazio tutti voi per averci seguito, ovviamente sempre il solito invito ad essere liberi, forti e senza paura. Allora buona continuazione sempre qui su Radio Libertà e buon weekend. Avete ascoltato la rassegna stampa.